Il primo traguardo fu portare le giovani di Carainati, una frazione di un piccolo comune in provincia di Treviso, fino alla Serie C, ed oggi è arrivata anche la prima vittoria importante. L'Ezzelina carinatese vince a Montecchio la Coppa Veneto 2011 per 3-1 contro il GPS San Vito, con un'incredibile rimonta nel finale del quarto set che ha mandato in visibilio i numerosissimi tifosi giunti da Carainati. Con le donne non si può mai dire niente. Io mi sono abituato a queste rimonte e anche sconfitte con vantaggi abnormi, perciò non si può mai dire, ecco. Non credo che le ragazze pensassero di mollarlo il set, infatti fino alla fine hanno lottato e sono state premiate. Avevamo l'obiettivo di provare a vincere tutto, però arrivarci è un'altra cosa, è stata dura e a un certo punto non pensavamo di riuscire a farcela, però dopo, quando siamo arrivate qui in finale, abbiamo detto ormai che siamo qua bisogna dare tutto per provare a vincerla questa Coppa. Per il Paese è un grande avvenimento, essendo che la società è grande ma il Paese è piccolo e stiamo lavorando per far crescere questa società e dare proprio un'immagine a questa società con il nostro Paese. Abbiamo tanti tifosi che ci seguono e che anche oggi hanno dato il loro supporto e quindi quando hai un tifo così è uno stimolo in più, insomma, per far bene e per vincere cose importanti. Ci siamo organizzati con un pullman, parecchi sono venuti con le proprie auto e hanno avuto un pubblico che l'hanno seguito veramente perché ci tengono a questa squadra. A San Vito di Leguzzano c'è rammarico per la finale persa. Ora tutta l'attenzione della squadra è sul finale di campionato. Sicuramente il terzo set ha pesato molto. Mi è piaciuta la reazione che hanno avuto le ragazze nel quarto set. Siamo sempre stati avanti e quindi ormai eravamo a un passo dal tie break, 23-20 in vantaggio. Sembrava fatta, invece gli errori nostri e un pizzico di sfortuna ci hanno impedito di arrivare al tie break. E quindi loro si sono dimostrate più determinate e più decise nei momenti cruciali del match e quindi meritatamente hanno vinto loro. Adesso attualmente siamo quarte a 2 punti dalla terza, quindi l'obiettivo nostro adesso è di andare ai playoff, almeno provarci. Sarà difficile anche lì perché comunque davanti abbiamo, a parte la Carinatese che sarà difficile prendere, ma il Pool Volley che comunque è una buona squadra. E deve perdere comunque 2 punti e noi dobbiamo vincerle tutte. Oltretutto ritroviamo la Carinatese all'ultima del ritorno, quindi comunque sarà difficile, ma ce la mettiamo tutta. Abbiamo già la testa sabato prossimo. Soddisfatto per 2 o 3 motivi. Uno, certamente quello che avete detto, che è per il grande pubblico che abbiamo visto anche oggi, che con una giornata che forse magari invitava ad andare magari a fare qualche giro fuori porta, invece ho visto veramente il palazzetto di Montecchio veramente pieno. Il secondo motivo di orgoglio è veramente oggi devo fare un plauso alla società organizzatrice che assieme alle istituzioni ha veramente fatto le cose in grande, premi per tutti, ma soprattutto dal lato organizzativo è stata veramente, credo, una delle migliori, se non la migliore Coppa Veneto che ho visto. But I don't mind. It's getting late, but I